Grazie. Sul palco Corrado Callegari, coordinatore regionale del Veneto di Grande Nord, per un saluto, grazie. Beh, cominciamo con il nostro motto veneto: viva San Marco! Sempre. Con oggi torna il Nord ad alzare la voce. Questo è chiaro a tutti ed è bellissimo vedere questa partecipazione di gente che viene da tutte le regioni del Nord, dal Piemonte, dalla Liguria, dal Veneto, dalla Lombardia, dall'Emilia, dal Friuli, dal Trentino. Ed è bello perché siamo qui. Probabilmente il sogno di 20 anni fa, di 30 anni fa, non è morto. Ho un rammarico in questi giorni, ma non avevo dubbi, che il Veneto è passato da referendum truffa del 1866, perché ricordo che in Veneto questo referendum qua viene considerato un referendum truffa, a un referendum farsa, quello che ci ha portato il governatore del Veneto, Zaia, a fare nel 2017 spendendo 14 milioni e mezzo di soldi dei cittadini veneti, già che non ne buttiamo fuori dalla finestra. Un'autonomia presunta tale che non dà nessun soldo al nord in più di quanto sarebbe previsto. E nonostante questo si leggono le dichiarazioni più disparate provenienti da tutto il paese. Leggo per esempio le dichiarazioni, quelle di De Luca, abbiamo le dichiarazioni di De Magistris, Napoletano, che ha detto no alla successione dei ricchi, al Presidente del Consiglio Conte, ricordo a tutti, pugliese, che ha dichiarato non verranno sottratte risorse al Sud. E poi il Presidente della Camera Fico, dei 5 Stelle, Napoletano, nei giorni scorsi dichiara che noi abbiamo nella nostra Costituzione l'equa distribuzione delle risorse e quindi da questo punto di vista non deve accadere niente. E poi ancora, Mara Carfagna, salernitana di Forza Italia, dichiara che in assenza del rispetto concreto degli obblighi di perequazione e del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni per tutti, l'autonomia di alcune regioni rischia di essere una forzatura inaccettabile dell'unità nazionale e dei diritti dei cittadini. Sulla stessa linea, Rampelli Fabio, romano di Fratelli d'Italia, e Speranza Roberto di Leu da Potenza. Tradotto, per chi non avesse capito, che vogliamo tenerci i vostri soldi, che sono un bel bottino di 100 miliardi di euro, perché Boni ricordava che ce ne sono 50 della Lombardia, 15 del Veneto, poi ce ne sono 20 dell'Emilia Romagna e così di seguito. E incredibile è che gli stessi presunti leghisti di un tempo, tale Erika Stefani e Bitonci, dicono a margine del documento che stanno predisponendo: nessuna misura di solidarietà nazionale verrà meno e mai saranno sottratte risorse da un territorio in favore di un altro. Siamo, per me, alla più grande presa in giro, considerando che alcune parti di questa normativa presunta vengono rimandate fra 3 e 5 anni. Ma di quali risorse stiamo parlando? Quelle che dichiarano che non devono essere sottratte? Ma sono appunto il residuo fiscale. E che cosa serve il residuo fiscale del Veneto, della Lombardia, delle regioni del nord? A pagare forestali calabresi, forestali siciliani, lavoratori socialmente utili di Napoli e a pagare la manutenzione di molte autostrade del sud, penso alla mitica Reggio Calabria-Salerno, dove tu transiti all'interno e non paghi niente di pedaggio, mentre da noi al nord paghi e paghi anche salato. Ma allora qualcuno mi deve spiegare, ma a parte che tutti quanti qua hanno detto prima di me che questa è un'autonomia fasulla, come fa il presidente Zaia a dichiarare che 9 decimi delle tasse resteranno in Veneto? Cioè io non accetto a farmi prendere in giro da questo personaggio qua. E è già stato detto anche da qualcuno, è stato dichiarato da molte persone che il 15 febbraio poi sarebbe stato il termine ultimo
Penso al Presidente del Consiglio, il pugliese Conte, penso a Di Maio, penso all'Erika Stefani, penso al governatore del Veneto Zaia. Per me queste persone qua, se avessero la dignità, dovrebbero dimettersi. Oggi è il 17, il 15 non hanno firmato. Questa gente qua dovrebbe avere il coraggio e il buon gusto di dimettersi, perché sono dei cialtroni, sono andati in giro per il Veneto e per la Lombardia a parlare di cosa? Del resto, comunque, restiamo purtroppo, come è stato detto, attaccati a un paese che di fatto è in default, perché un paese che ha 2.000 miliardi di euro di deficit, che continua ad aumentare. Questo cosa vuol dire? Che la spesa supera le entrate e quindi siamo destinati a una debacle colossale. Tra le altre cose, tutti sappiamo che hanno procrastinato al prossimo anno la clausola dell'aumento dell'IVA per ben 23 miliardi, perché ricordo che la precedente era di 12. E che cos'è che stanno pensando i geni adesso a Roma? Si sono accorti che in Banca d'Italia c'è l'oro, allora stanno tutti quanti da illuminarsi, perché non è detto che possano pensare di utilizzare l'oro della Banca d'Italia per andare a sanare un pochettino di deficit e a non farci aumentare l'IVA. Detto questo, stringo, perché ovviamente siamo andati anche oltre. Oggi sono state presentate delle valide proposte. L'obiettivo di Grande Nord con questa assemblea era quello di presentare proposte, in primis quella dell'amico Fior sulla macro regione, per dare una prospettiva concreta al nostro movimento. Bene, chiudo dicendo che Roma oggi deve sapere, come diceva una vecchia canzone di Sergio Bussato, che la misura è colma. È bene oggi far sapere che Grande Nord fa rinascere la speranza, la voglia di tornare a lottare per la libertà del Nord, del Veneto, della Padania e fino all'indipendenza avanti tutti. Grazie.